Drammatico incidente stradale lungo la tangenziale di Portogruaro. A perdere la vita un giovane di 18 anni, Admir Oti, che viveva con la famiglia a Concordia Sagittaria. A bordo dell'auto anche il padre. Il giovane è stato trasportato all'ospedale all'Angelo di Mestre, ma non ce l'ha fatta ed è ricoverato in gravi condizioni anche il padre a Portogruaro. Coinvolta anche un'altra auto e quindi c'è anche un terzo ferito. L'incidente è avvenuto in un tratto della tangenziale dove in passato si erano già registrati altri sinistri. La dinamica e le cause sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Portogruaro. I sanitari del SUEM hanno trasportato d'urgenza il giovane Admir all'ospedale all'Angelo di Mestre, dove però è espirato dopo alcune ore. Il padre invece è ricoverato a Portogruaro. Con il passare delle ore le sue condizioni sono migliorate, mentre il conducente della seconda auto è ricoverato a Treviso. Admir frequentava l'istituto professionale di Portogruaro, viveva con la famiglia di origine kosovara a Concordia Sagittaria. Sui profili social del ragazzo tanti messaggi di cordoglio, un duro colpo per tutta la comunità. È sempre un dispiacere per tutta la comunità un avvenimento del genere, un ragazzo di 18 anni che perde la vita per un incidente stradale, ed è successo a un ragazzo di 18 anni del quale insomma tutti quanti noi con grosso dispiacere abbiamo appreso di questa notizia, insomma. Quindi faccio le mie condoglianze alla famiglia e auguro al padre insomma, che si rimetta al più presto dalla sua condizione, anche all'altro ferito che è stato coinvolto in questo incidente.